dedico questo video all'uomo che mi ha iniziato per primo alla letteratura nera, weird, thrilling, terrore, mistero. È il conte Roberto Radicati di Marmorito a Torino. Tutto questo incominciò una sera di settembre dei primi anni 60, quando entrai nella libreria di Marisa per chiedere Storie di fantasmi delle Einaudi. Non ricordo più in quale giornale avevo letto il titolo di questo libro. Nel paese dove vivevo io non esisteva una libreria, non esisteva una biblioteca e le fanzines non erano ancora nate. Un giovedì pomeriggio io vado in città, in treno. In quegli anni i treni locali avevano i sedili di legno. Arrivato a destinazione vado in via Roma e chiedo il libro Storie di fantasmi, editore Einaudi. Marisa accenna un sorriso che significava che era sprovvista. Poi diventa seria, prende una scaletta e sfila un libro sullo scaffale là in alto. Era questo. Aveva 2 sovracopertine e Marisa ne tolse una. Arrivato a casa, quella sera stessa incominciai a sfogliare il libro. Storie di fantasmi. Einaudi. Antologia di racconti anglosassoni del soprannaturale. A cura di Carlo Fruttero e Franco Lucentini. In fondo alla bella prefazione trovo uno scritto. I compilatori desiderano esprimere la loro gratitudine al conte Roberto Radicati di Marmorito, della cui vasta erudizione e della cui biblioteca poterono liberamente avvalersi. Ringraziano inoltre i signori James V. Kingley e Federico Zeri per i loro preziosi suggerimenti. Il giorno seguente andai al bar centrale del mio paese, dove c'erano le cabine telefoniche e gli elenchi telefonici di tutta l'Italia. Consultai l'elenco di Torino e trovai l'indirizzo del conte Radicati. A casa mia non avevo un telefono, quasi nessun privato aveva il telefono in quegli anni. Così scrissi una lettera di apprezzamento al conte, aggiungendo che anche io amavo questa letteratura di fantasmi. Affrancai la busta con 25 lire e la spedii. Qualche tempo dopo arrivò la sua lettera scritta a mano, dove mi indicava i titoli di altre importanti antologie di racconti del terrore. Iniziò così la nostra corrispondenza. Nelle lettere successive mi segnalò i libri della nuova collana di Bompiani, Il Pesanervi, specializzata in letteratura fantastica. Della editrice Sugar, appena nata in quegli anni, il conte mi consigliò Poe, Lovecraft, Sade, Masoch, Borel, Nodier. Col passare del tempo la nostra amicizia aumentava e io venni a conoscere molte cose della sua vita. Il conte lavorava nel Museo del Cinema a Torino, forse con la carica di direttore. Molte volte sono stato sul punto di andare a visitare il museo, visto il mio interesse per le macchine da proiezione. Negli anni 60 ho lavorato in un cinema come proiezionista. Purtroppo la distanza e la mancanza di tempo e di denaro hanno annullato il mio viaggio a Torino. Seguendo i suggerimenti del conte nelle sue moltissime lettere, mi sono avvicinato e ho scoperto grandi autori, in quei tempi sconosciuti in Italia e rigorosamente evitati dalla scuola e dalla cultura ufficiale. Hoffman, Stoker, Machen, Crawford, Hodgson, Blackwood, Meyerinck, Dunsany, Montague Rhodes James, Clark Astor Smith, eccetera, eccetera. Qui vedete un elenco incompleto dei libri scoperti per merito del conte, al quale va tutta la mia riconoscenza e gratitudine.
Ma il conte era anche un amico, oltre che un consigliere. Da tanto tempo io cercavo un libro esaurito, Le Fanu, Avventure di fantasmi, e non riuscivo a trovarlo alle bancarelle. Chiesi aiuto al conte Roberto e lui me lo spedì gratis con una sua dedica. A volte mi accennava anche importanti libri di saggistica, di parapsicologia, occultismo, veggenza, che io mi procuravo, perché amo da sempre questi argomenti. Negli anni 60 e 70 le nostre conversazioni avvenivano sempre per lettera. Una volta gli chiesi informazioni su Gustavo Roll. Il conte mi rispose: "Le racconterò, Bissoli, le racconterò." Evidentemente aveva molto da scrivere. Purtroppo, in seguito, mi sono dimenticato di rinnovare la mia richiesta. Così è sfumata l'occasione di avere una testimonianza diretta. In una sua lettera successiva, il conte mi disse che era deceduta sua moglie e adesso viveva da solo. Un giorno degli anni '80 telefonai al conte e mi rispose la sorella. Mi disse che, non avendolo visto uscire durante le feste di Pasqua, i familiari si sono preoccupati. I familiari sono entrati in casa sua e lo hanno trovato morto. Stava seduto sulla poltrona e teneva un libro fra le mani. Chiesi alla sorella di inviarmi a mie spese il libro che io gli avevo spedito con dedica nel 1975. Era il racconto Sortilegio, comprendente aforismi e poesie, pubblicato a mie spese da un piccolo editore. Quel testo in seguito lo avevo riscritto e molto migliorato negli anni successivi e avevo buttato via la vecchia copia. Però lo volevo come ricordo. La sorella mi assicurò che lo avrebbe cercato nella biblioteca. Lasciai passare un mese e poi ritelefonai. Mi rispose una voce differente. Mi disse che nel frattempo la sorella con la quale avevo parlato era deceduta. I libri adesso si trovavano imballati negli scatoloni. Così persi la speranza di impossessarmi del mio libro. Per fortuna, molti anni dopo, riuscii a ottenerlo in fotocopia dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.